Soprattutto fasci, siamo a cercare un cazzo del bar. Poi se tu ti sarai o fa solo da mangiare, non si usa più il bar. Ah, i foghi! Dopo a fare il provincialotto e il disfattista, ma qui da Jesù dice uno, dice 1,41. Ti pare questo quando che si è messa farà van life. Mamma mia, senti che da ganza. E adesso per dispetto portiamo Giacomo dentro un altro. Come hanno chiuso? Chiuso per evento privato, ma che vedo, se strafoghe. C'è una strana usanza di lanciare e spaccare le bottiglie per aria. Adesso c'è la piazza piena di cozzi di bottiglie. Io non giudico, dico solo che sei una cazzo stronzata. Ma è piena! Ma no, ma le tirano piene, sacrilegio! Non si fa ste robe. Io credo che se hai tanti soldini da investire, ti apri un locale qui a Barcellona e fai miliardi, perché no? Da ore che si gira a trovare un cazzo di bar per bere una roba, quindi. Ma ha lavato la gente? Ma che roba? Gli tira addosso alle persone che passano. Mi sbatte un cazzo, che figata! Ok, giustamente sei in Spagna, vuoi non andare nel pub in irlandese? Grazie, grazie. Oh, che bello! Mi ricorda quelli in Scozia. Che bello, il bancone era uguale. È bellissimo. Adesso vado meglio a farti le puntine perché col sito nuovo, appena visito un posto che so che c'è nel video, tipo non so anche qua il pub irlandese, te lo ritrovi poi nella puntina del sito. Barcellona alle 2 di notte. Alle 2 di notte io non è neanche i spazzatori. Ficcata, un termometro gigante. A secondo i miei calcoli scientifici, se fumai come Dora Stoni è perché chi che se fuma i canoni sta fermi. Noi altri camminando se avremmo fumato i canoni a metà a Barcellona, porca troia. A parte l'autobus a sera del Capodanno a Barcellona, si è perso della scena del Fantozzi, là c'è per l'autobus al volo dal terrasso. Scena un po' montata in autobus. Di quelle scene che non hai la minima idea, cioè no comment, non descrivo, non ho filmato, so solo che hanno imparato il Veneto, il porco Veneto, 2 secondi di silenzio tutti quanti, porca troia. Dopodiché ci hanno lasciato il passo e ci hanno fatto salire. Abbiamo fatto un po' amicizia con altri camperisti che sono in un altro campeggio qui del Vecchiotto, che mi hanno fatto i complimenti per il porco. E loro sono fuori perché era pieno il campeggio, quindi te lo rinnovo questo invito a prenotare e assicurarti che il posto venga riservato se vuoi farti un capodanno, in quanto più persone, guarda che bello su, avranno la tua brillante idea. E per questa sera Italia è tutto, ci vediamo alla prossima. Buongiorno Italia, ecco qua il primo pampino che non vuole stare sveglio, cioè tutta ieri alle 4 di notte voglio andare a dormire, cioè i pampini di solito alla sera rompo le palle, voglio stare alzato e poi ho detto vai a farti la doccia, sto facendo i compiti, io ho detto no, non fare i compiti, vai a fare la doccia, no ma questo è un altro. Sì, ma uno mi dice fai i compiti, poi arriva un altro e mi dice fai la doccia, poi arriva di nuovo l'altro e mi dice fai i compiti, poi arriva l'altro e mi dice fai la doccia. Dalle merde di merda. Giacomo, dai. Oh, il pro che devo dire però, guarda, quest'estate non vedevo 15-16 ampere, prima mattina, no, è mezzogiorno, prima mattina un cazzo, però mi sono appena svegliato, prima mattina, minchia, 13-11, anche i vicini strafatoni di fumare canoni la prima mattina. Ma la piazzola non è neanche tanto male, quasi tipica da Drio e favelas qua. E l'aria devo dire che è anche abbastanza tranquillo, non è quello degli aerei, nonostante si sente ieri, quello degli aerei è da tutt'altra parte. 2 piccole curiosità, una del video del canale Le Puntine e una del posto a Capodanno. Allora, il viaggio è stato fatto principalmente per Alessia, ma forse l'avevo già detto, in quanto Barcellona le era piaciuta, ma poi ha letto dei libri che sono piaciuti molto, ambientati a Barcellona, e allora voleva rivivere i percorsi storici, certe chiese, eccetera. Punto 1. Punto 2, che anche questo non mi ricordo se te l'ho detto ieri, è il fatto che qui a Barcellona, leggevo, il Capodanno non è per nulla risentito, hai capito? Ossia lo scoccare della mezzanotte, non iniziava un cazzo come che doveva essere, però diciamo l'occasione è buona dopo la mezzanotte per far casino, repeton, drogasse e beva come lupi
fino alla mattina. In sintesi, noi fa il stappo della bottiglia, il countdown, cioè io fa perché sta diventando adesso di moda, ma ha nulla a che vedere con i nostri, cioè che siamo tutti immotivatamente su di giri, hai capito? Vino in spagnolo si dice vino, dovrei ricordarmelo. Temperatura, il meteo dice 12 gradi, percepita 22. Mi tengo la giacchetta per sicurezza, vedete che non mi sape qualcosa. No, si dice profumo, complimenti a signora che ha fatto un misto tra minestrone e fugazza, sarebbe la focaccia. Temperatura altissima. Tu mi dici che anche in treno usano molto origano, cioè usano molte spezie. Ho imparato le odori, poi adesso il naso va. 20 gradi giustamente c'è la gente in maglietta. Proprio vero che a girare il mondo ti impari tante robe. Avevo imparato come prendere la metro e il treno senza pagare. Sì, Mattino, t'ha da imparare queste robe qua, eh? Buongiorno Italia. Avanzavamo un Mac, via. Astro. Qua Alessia ha nutrito la gallina verde. Ara, a macchina è Matteo Brugin se fosse un taxi. Vedi tu? Ciaparia Piscai? Bravo, da come hai notato ci sono un disastro di taxi. Le bici tipiche come quelle di Jesolo. No, no hablo spagnolo, cara. No pasa nada. No, italiano, otherwise. Ita. Antes yo también soy italy, es una semana. No comprendo. Parla italiano. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Milkshake brings the boy to the yard. Sí, hello, feliz Navidad, feliz año nuevo. Tú eres el cantante en España. È scritto tutto in cirillico, non No capisco pasa nada. niente. Aquí. Aquí. Pium, pium, pium. Para bailar la bamba. Vuoi andare a ballare la bamba? Sí, ¿tú te gusta? Vamos a bailar la bamba. ¿Tú te gusta? ¿Tú te No, gusta? no. Come tu quieras. Bene, eravamo in diretta sulla TV cinese e giustamente Dio che manco parla in inglese. Cinciu lì. Pensati, siamo arrivati al punto che per entrare in Cesa a te tocca pagare. Guardati. Hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? Uh-huh, yeah, uh-huh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, Well, now that we know each other a little... Guarda che anche qua c'è il gelato del cazzo. Allora, non so che verdura comprare. No, ho deciso, mi c'ho la pianta di affiga. No, ma non vorrei essere pesante e noioso, ma veramente c'è sto odore di ganza ovunque. C'è appena passato il tipo che doveva montare in taxi, era lì che si faceva gli ultimi tiri di cannone prima di montare, ci è arrivata una refoeata. Notavo che i cannoni in strada vanno benissimo in pubblico, però le birre e gli alcolici no, non c'è nessuno che beve in pubblico, solo nei locali. Hai ragione Giacomo, cioè, l'isola di colore, dai. Tanti Asterix e Obelix, perché mi veniva il dubbio che c'entrava con la Francia, cioè loro erano vichinghi, però non lo so. Magari sono spagnoli. Cioè spagnoli nel senso che l'autore è spagnolo. Indovina perché non puoi prenderti neanche un libro? Perché sono scritti in lingua straniera. Ah, bravo. Molta attenzione, c'è scritto entrada, Bosque delle Spades, Museo del... Ok, dai, te l'appuntino, ho capito. Comunque dove c'è quella piazza gigante, dai, te l'appuntino. Sul sito trovi le posizioni GPS. Parte a farmacia Colon irritabile. Every breath you take, every move you make, every bone you break. Marco, ok. Udi uno schittato. Ha schittato? Schittano. Every single day, every word you say, every game you play. Amore è, con tutti i tapas bar fantastici che ci sono, andare al Mac per far contento Giacomo. Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere un McDonald's a 2 piani? Ah, sempre tutti quel lavoro là, porca troia. Allora. I'm a poor heartache with every step you take.
rilassante come un granchio dentro le mutande. Questo perché te taglia a strada del continuo. Ma guarda una cosa apprezzabilissima, la gente non è insemenita come quando viene a Jesolo, guarda, a destra mantengono la destra e vanno avanti, a sinistra mantengono la loro parte, cioè come in strada, Dio caro, a Jesolo invece siete tutti in contromano. Every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. Poi a cui le una fare, guarda che misteri, guarda che rassa è pianta con 3 euro te porti a casa. Di come lavorano le gru del porto che caricano e scaricano le navi che portano i container. Ah, avevo capito per allenare i bambini a guardare i cantieri. Sì. Ma il nostro non è abito. Giacomo, comportati bene, metti le mani dietro la schiena. Così. Dietro. Insomma, diamo anche un buon esempio. Una, eccola, boom. E adesso guarda, ok? Con quell'espressione di chi avrebbe fatto meglio. Vai, cantierizza! Cantierizza! Eh sì, proprio ogni stand è fatto per addestrare i bozze a lavorare in cantiere, in cantiere nautico. Ecco là, vai a fare lo stage non retribuito. Sì, in fondo il gioco è un allenamento allo stage, cioè te lavori, ti fa qualcosa, no? E non te paghiamo, tipo le bambine, che netta il culo al bambolotto e cucina e passa l'aspirapolvere, e chi che le paga? Every claim you stake, I've been watching you. I've been watching you. Allora, io da buon veneto sono di bocca buona, basta che imbriaghe, no dai scherzo, non è vero. Devo dire che quando le varie birre spagnole, di marca spagnola, le tipiche, hanno un gusto veramente molto molto particolare. Buono ma molto particolare, intenso, non è un gusto leggero. Ale, vieni qua, io non posso dirlo, dillo tu ai nostri amici che è pieno di figa. Cioè da donna. Io non posso apprezzare, quindi io dico no, non ce n'è, c'è qua proprio figa zero. C'è proprio... No, ce n'è di vari stili, di vari gusti, ce n'è per tutti i gusti. Un po' di come si tutto, dice, esatto. Ma io del pornabile, tutte categorie. È tutto molto strano perché tutte queste giostrine, queste robe strane, la realtà virtuale, eccetera. È tutto gratis, fai una roba così a Jesolo ti costa 10 euro per provare la macchinetta. Sono l'unico a girare con la cerveza. Vabbè, cheers. Dio ladro, paese che vai, usanza che trovi, c'era la macchina della polizia, ha iniziato ad attaccare le sirene, guarda qua che bello, e io mi sono nascosto la birra in tasca, ho detto magari è illegale, sono l'unico che c'ha la birra, guarda, sono tutti col caffettino, con le cose analcoliche, non riesco a capire. I had this perfect dream. Sueño me envolvió. This dream was me and you. I want all the world to see. Istinto me guiava. La cosa più divertente di Barcellona sono le persone, perché arrivano da tutto il mondo e ognuno ha il proprio bisogno di farsi vedere. Quindi puoi immaginare cosa non vediamo. Certo, non li riprendiamo per carità, però ti lascio immaginare. Siamo fermi queste vie, guarda che bella, questa è la cattedrale che Alessia doveva cercare, che l'ha trovata, adesso sarà andata a contemplarla da sola, sarà là col libro che legge le pagine. Sì, ma cos'è? Di cosa stai parlando? È la chiesa di Santa Maria del Mar. E di Alessia, tu fai un buco fotografico con sta chiesa, a se c'era anche il Modellin da portarsi a casa. Appunto, butta via tutto! Sul portone che ci sono incisi in rilievo i signori che portano i basistas, i pesanti massi sulla schiena per costruire, come dice sul libro.
E tu? Racconta agli amici, perché se devo fare una puntata quasi su di sta roba, com'è che si chiama il libro? La cattedrale del mare. Ecco, e tu? Lo sa Sì. Ne Non mi ricordo neanche ha se parlato un troppo. sacco. L'ho letto. mi Cioè, fa- parla tanto di sta cattedrale del mare. E dopo non si ricorda il nome? C'è! l'emozione, perché- C'è! Come alive and shake the foundations from the sky. Shaking all Barcelona, such a beautiful horizon. Barcelona, like a jewel in the sun. Por ti seré gobierno de tu Barcelona, Barcelona, if God is with if God is with friends until the end. Viva! Barcelona! Alessia ha detto, guarda che fortunati sti qua, dove abitano con la vista della chiesa qua, della basilica, la cattedrale, anche se in Google Maps l'è scritto chiesa. E in realtà magari no, magari, guarda che razza è mega campanile, e suona in mega campane di prima mattina e sti qua tira 4 mega porchi in spagnolo, quindi ho preso anche un regalo a Nuna che è sempre scaldane. Prendiamo il ciupa ciupa alla ganza? Dai. Come? Konnichiwa! Ah, con i chihuahua. Konnichiwa! Ah, ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere questa sedia? Ah, è un edificio molto imponente, tiene anche conto che Singano è alto 2,10 metri. Questo qua fa più storie di mico vado a fare la doccia. Ya estoy mejor sin ti. Tan cerca, como es invierno y solo primavera. Alle mie spalle hai un mercato gotico e come ci suggerisce gentilmente Alessia dalla regia è un modo simpatico per dire mercatino d'antiquariato. Una panneria. Questo non te lo consiglio assolutamente, c'è bagni estremamente puzzolenti e sporchi, pare di essere trasportini. Se no ci rinunciamo, andiamo da un'altra parte. A volte mi sembra di essere uno di quelli tipo schizzignosi con la puzza sotto il naso, ma come diceva un ex titolare, lui diceva tra fare una roba fatta bene e una roba fatta male c'è poca differenza di fatica. E qua, che cazzo, tra andare in un posto di merda e pagare un caffè, non so, 1,50 euro e andare in un posto bellissimo e pagare un caffè a 2 euro, vaffanculo, sono stupido, ne ho scritto stupido. No, dicono che si può entrare solo se andiamo nella messa. Finish with my woman, 'cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. Lui gli dice che fa la messa, che non è vero un cazzo, e poi esce come fanno tutti. Sì, ho finito la messa. Perdonami madre, ma tocca dire che andavo messa, e tu capio? Vedi tu qui te ragazzi che va messa, guarda che mestieri. Confessati in catalano, bambino. Di, ho rotto tanto i coglioni a Frizza. Sì, poi ho mollato le scoregge, ok? Che puzzavano tanto. Sì che è vero, mi scoregge di continuo. Dalla carta als cristians hebreus. Guarda mamma, anche a messa sono, guarda che bravo, vedi tu. Ma tocca andare a messa perché praticamente
le visite randomarie e pagamento, però stite che dice che te va messa, che te va a pregare, è gratis, tu capito? Quindi, grazie a Dio, se ne entrai gratis. E se ne dice già finito, non so capito. Capito, ma che faccio io? Ho molto tanta candela? Meglio così. Nel caso in cui non te l'avessi detto, perché potrebbe anche essere. Questa è la cattedrale di Barcellona. Andiamo a provare il cappuccino dal cappuccino. Ah sì, facciamo colazione con un bel Baileys con ghiaccio. Anche perché non hanno altro, cosa mi ciavo? L'Aperol, la Verna, dai. Guarda che comunque pizza a parte, guarda qua, cioè dettiamo legge in tutto il mondo, Sento un rumore di gente che si limona. Sì, guardati i lampadari China. Dovrebbe essere qua, da queste parti qua. Vedi, se vieni a Barcellona tipo con un'amica, ti apporti qua, adesso fa sua puntina. E qua scusa, no, te che tiri una limonata. Sta roba, ragazzo, lo trovi su Google Maps, a parte che te lo puntino, si chiama il mural del petto, però non credo che c'entra con Scorese. Ecco, in mezzo ai coglioni anche a cacà. Turisti andate a casa, sì, così se adesso hai 40 barboni te ne ritrovi 240. Piazza San Giuseppe. Aspetta, se ho letto, se ho fatto finta che so le robe, in realtà leggo. C'avete accesa intanto, c'avete accesa. L'albero dei mandarini in piazza, guarda che bello. È accesa, vedi tu? Io ho messo il filtro, che non entra dentro io, sai, dentro perde acqua, il busi. E ci sono tanti panifici, al contrario di alcuni paesi nordici dove non c'è la cultura del pane. Avanzavi il bosco delle Fades. Ragazzi, siamo arrivati al punto che ho sentito tanto in quell'odore di ganza, mi era il volta stomaco, cioè da mattina a sera tutti i giorni ganza. Beh, mi vedi tanto meravigliato di Barcellona per il semplice motivo che c'ero già stato, però insomma la differenza, come ti ho già detto, la vedi con le luci di Natale, l'atmosfera più che altro del nuovo anno, ok? La gente si più carica, gira più ganza e siete tutti più contenti. Semenate e tutti in minigonna, però mi non posso riprendere queste robe. Perché dopo farò una quadrios in casa, vedo tantissimi barboni e senza tetto, un po' è una scelta, e un po' parecchi sono vittime di questo stato di depressione, di demotivazione, capito? Andavano un po' spronati a dire ragazzi, emigra, va in giro, cioè c'è gente che arriva dall'Africa per fare i lavapiatti, se c'è per il suo skate torna a casa, sì, no, tutti tornano a casa, ok, o dall'India, ok, però qua preferiscono stare qui e farà fame. Sono i cagamers, perché sono tutti caccano. Che fanno la cacchina. Ti stavi preoccupando, Gioia? Sì. Ah, che prendevo un cocktail troppo da uomo? Sì, Long Island non è più buono, va bene. No, neanche il mojito, infatti prendo il mojito alla fragola. Sì, quello Più roba mia, sì. Diamo le istruzioni agli amici, se non vuoi aspettare qua 40.000 ore, sai che devi andare al banco a ordinare. You mean eat your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen, yeah. I'm a black dumb. Allora Giacomo, spieghiamo ai nostri amici, che cos'è questa cosa qua? Una pozza Sì? artificiale nel bosco delle fate, con una fata che è sul lago a lavarsi ma è sporca, E cosa faceva la gente? e la gente I clienti, la gente, i clienti. ci butta i soldi. Si butta i soldi? In poche parole vi spiego il senso di questo butto il soldo nella fontana Un è gesto scaramantico che gli porta fortuna.
Cioè, si crede che porti fortuna. Ah, credono. Non porta fortuna. Ah, non porta fortuna. Sono loro un po' illusi. Regali i soldi alla gente che lavora qua. Ah, e cosa fanno dopo di quei soldi? Si fumano la ganja, la Ah, bomba. che bello. Comunque ti volevo dire, avanzavi la recensione del Bosco delle Fate, ovviamente è una cagata turistica, però è bellissimo. Cioè, Non vuoi i bellissimo. pasticcini alla ganza? Ma tanto qualsiasi roba, noi adesso mangiamo, c'è quell'odore di ganza che c'è ovunque, cioè, è uguale, è tutto alla ganza qua. E quindi è a Gangiopoli qua, siamo dove siete andati? È a Gangiopoli, abbiamo detto a Barcellona, no, fidate. A Gangiopoli. Ah, aspetta che c'è il museo erotico che ai nostri amici interessa e la gentile signorina che lancia le bolle di sapone per attirare un po' l'attenzione. Ma c'è Giacomo, come facciamo? tutto il tempo. Ma no, vedi che dice venite, prendetemi il culo, vi bacio. Cos'è che vorrebbe vedere la mamma domani 6 piani di quel negozio lì? Ma figurati, cioè sì, va lei e io e te andiamo. Stabile intero. Ma di vestiti, ma figurati. Dici, ci Solo vestiamo. più per bambini di 2 anni. Ma via, ti accompagniamo e dopo andiamo a fighe. E ride come un scimmiotto. Gliel'ho detto, cioè non ha imparato niente dalle Canarie. Gli ho detto, quando c'è l'odore di ganza non devi respirare. Praticamente qua a Barcellona la viaggiare in apnea continua. Barcelona.